Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Gela, anziani e disabili abbandonati in attesa di cure nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, tante le denunce dei parenti. Ha raggiunto il picco in Sicilia l'influenza stagionale, quest'anno ancora più aggressiva, febbre e tosse persistente, i sintomi più comuni. Ragazzi, fermatevi, convertitevi, l'appello di Don Giannalia, parroco dello Zen, nel mirino di 2 sparatorie. Sui social un video di giovani che inneggiano ad armi e mafia. Alta tensione a Vittoria nel Ragusano, minaccia al sindaco e bomba Molotov contro un bene confiscato. L'eruzione sull'Etna, la colata lavica a quota 1400 metri, diretta nella Valle del Bove, a solo 5 km dal centro abitato di Fornazzo. La classifica dei siti archeologici più visitati in Sicilia premia Taormina e il suo teatro antico, al secondo posto la Valle dei Templi di Agrigento. Calcio, Serie C, Catania domani in campo a Foggia da capolista, il neoacquista Bruzzaniti, che ieri ha firmato il contratto, è partito con la squadra. Bentrovati, in apertura parliamo di sanità, di mala sanità. Anziani e disabili abbandonati per giorni nei corridoi del pronto soccorso in attesa di cura. Succede all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, tante le denunce dei parenti. GR Italia. Corridoi affollati, lettighe che non bastano e pazienti costretti ad aspettare per giorni. È la fotografia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove il pronto soccorso e la stanteria vivono una situazione al limite, esplosa soprattutto durante il periodo festivo. I numeri sono ridotti da tempo, mancano posti letto e personale sanitario e l'aumento degli accessi legato alla diffusione della cosiddetta variante K dell'influenza ha fatto il resto. I medici assicurano che l'assistenza è garantita, ma le attese si allungano e i disagi diventano sempre più evidenti. A segnalarli sono i familiari dei pazienti. Un caso su tutti, un uomo di 80 anni colpito da emorragia cerebrale è rimasto per ore nel corridoio senza un posto in una stanteria. Accanto a lui un altro anziano con gravi problemi respiratori. A un certo punto, raccontano i parenti, sarebbero finite anche le lettighe disponibili. L'80enne è stato poi trasferito su richiesta della famiglia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. C'è poi la storia di una donna di 92 anni, cieca e con invalidità totale, rimasta quasi una settimana in stanteria. Il figlio ha presentato 2 diffide parlando apertamente di violazione dei diritti del malato. Solo ieri il ricovero nel reparto di medicina. Il comune segue la vicenda, l'assessore alla sanità Filippo Franzone parla di una situazione spesso drammatica e annuncia un intervento politico. Nei prossimi giorni insieme al sindaco verrà chiesto un confronto con ASP e Regione, sul tavolo le carenze strutturali e di organico, una battaglia che parte da lontano. Già lo scorso settembre una manifestazione davanti all'ospedale aveva contestato il piano regionale che prevede il taglio di 18 posti letto su 147, una riduzione che pesa su una struttura chiamata a servire non solo Gela, ma gran parte dell'area sud della provincia di Caltanissetta, una pressione che oggi nei corridoi del Vittorio Emanuele è diventata un'emergenza quotidiana. Sono tantissimi in questi giorni i siciliani a letto con l'influenza che ha raggiunto il suo picco stagionale. Sentiamo Roberta Lunghi. Ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di malattie infettive, il ricovero dei casi più gravi per l'influenza stagionale. In questo momento su 16 posti letto 4 sono riservati a 4 pazienti che sono con una forma grave di influenza. In questo momento impatta in termini di polmoniti interstiziali e in termini di insufficienza respiratoria. Tutta colpa dei 2 ceppi in circolazione, H1N1 e H3N2, con la complicità di un'altra variante assai aggressiva. La variante K che evidentemente sta risultando più aggressiva e più grave di quello che ci si aspettava. Chiari i sintomi. Febbre molto alta, arriva a 39, disturbi respiratori con una a volte difficoltà importante, tosse insistente che perdura peraltro anche quando il processo infettivo si è esaurito e ovviamente a volte disturbi anche intestinali. Il pericolo della polmonite interstiziale richiama un allarme ben noto al tempo del Covid e per i soggetti fragili è possibile la prescrizione della molecola oseltamivir, apposito farmaco antivirale. Per chi non raggiunge estreme complicanze, cautela, antinfiammatori e mucolitici per agevolare la guarigione, di solito più rapida in chi si è vaccinato. Ecco, il picco si può considerare raggiunto o è da raggiungersi ancora? Ormai lo abbiamo praticamente quasi raggiunto, è chiaro che ci sarà un altro mese e poi sarà Sant'Agata che ci aiuterà come sempre a risolvere i problemi dei catanesi.
A Palermo ancora spari allo Zen contro la chiesa del quartiere, un video che circola sui social, si vedono 3 ragazzi sparare con pistole e fucili, l'appello del parroco: ragazzi fermatevi, siete ancora in tempo. Marco Gullà. Tutti voi la vie, l'amor, la stick, la glock, la drog, scegli tutti voi la vie, l'amor, la stick, la glock, la drog, scegli tutti. Una musica che inneggia la malavita, pistole in aria come trofei. Da ieri sera un video circola sui social network e mostra 3 ragazzi lungo le strade dello Zen che ridono e scherzano, stringendo tra le mani 2 pistole e un fucile che poi, con estrema naturalezza, puntano verso il cielo, esplodendo una raffica di colpi. Sicuramente sono armi vere, perché una volta premuto il grilletto la fiammata esce dalla canna di ciascun'arma. E la grigia e desolante istantanea di cosa sta succedendo allo Zen in queste ultime settimane. Un quartiere fuori controllo, lo ha definito il parroco della chiesa, presa di mira 2 volte dai malviventi. Padre Giannalia ha nuovamente trovato danneggiato uno dei portoni della chiesa, una nuova intimidazione anche contro un prete che sta cercando di aiutare molte famiglie dello Zen. Non siamo noi che dobbiamo avere paura. Ad avere paura devono essere altre persone, quelli che hanno fatto questo. Paura veramente, perché davanti a loro c'è uno scenario, sempre uno scenario terribile, perché fare questo vuol dire vivere veramente nella morte. E noi continuiamo ad andare avanti, tranquilli. Ci vuole ben altro per fermarci. Danneggiato il quadro elettrico della chiesa, padre Giannalia però fa un appello a chi ha sparato. A questi ragazzi dico: ragazzi, convertitevi, perché il tempo si è fatto stretto, prima che succedano cose irreparabili per voi. Ecco, l'avviso ve lo do io: è meglio che mi filmate e ritornate indietro finché siete ancora in tempo. E noi preghiamo proprio per questo. E l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefic, il 6 gennaio celebrerà l'Epifania nella chiesa di San Filippo Neri, proprio lì, oggetto di ripetuti gravi atti intimidatori. Lo comunica in una nota la Curia, esprimendo solidarietà al parroco Giannalia, che abbiamo visto appunto nel servizio, invitare i ragazzi a fermarsi e a tornare indietro. A Vittoria adesso, nel Ragusano, intimidazioni al sindaco e un incendio doloso ad un immobile comunale. Sentiamo Veronica Barbarino. Era il 31 dicembre mattina quando il sindaco Aiello, qui nel cuore della città di Vittoria, è stato insultato con fare minaccioso da una persona alla guida di un SUV nero. Era sfacciata la provocazione e immediatamente mi sono detto: qualcosa accadrà nei prossimi giorni, perché è un segnale. Ho avuto l'accortezza di prendere le prime lettere, i primi numeri della macchina. L'ho inseguita per un certo tratto, invitandolo in mezzo alla strada a scendere: vieni qua. Sono cose che non accadono per caso, anche quando si tratta apparentemente quasi di banalità. Un episodio infatti apparentemente di poca rilevanza se valutato isolatamente, ma quanto accaduto nelle ore successive ne ha cambiato radicalmente il peso. Nel corso della notte infatti ignoti hanno appiccato un incendio lanciando una bottiglia Molotov sul tetto di un immobile recentemente acquisito per lottizzazione abusiva dal comune. La villetta è riconducibile a Raffaele Giudice, attualmente detenuto nel carcere di Roma. Gli investigatori stanno ora esaminando con attenzione le vicende legate alla casa, acquisita al patrimonio comunale negli anni scorsi, successivamente restituita a Giudice e tornata solo di recente nella piena disponibilità del Comune di Vittoria. Ogni possibile collegamento tra i 2 episodi è al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate a far luce sull'accaduto. L'eruzione sull'Etna, la colata lavica a quota 1400 metri diretta nella valle del Bove, ma a soli 5 chilometri da Fornazzo, quindi dal primo centro abitato. Ma il sindaco dice: siamo sereni. Orazio Longo. Ancora una volta l'Etna ci ha sorpreso, afferma il vulcanologo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania Boris Benche, che in un post sui social parla di un colpo di scena e di un vulcano incredibile. Un'eruzione turistica, l'ha definita lo stesso direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Cocina, che dopo 2 riunioni in videoconferenza con l'Agenzia Nazionale e i sindaci locali ha rassicurato sullo stato dell'arte. Non ci sono pericoli imminenti, l'allerta resta gialla, ma attenzione ai turisti indisciplinati. Milo, con la frazione di Fornazzo,
Pozzo rimane il centro abitato più vicino alla colata, che ha toccato quota 1400 metri, defluendo il suo cammino nella Valle del Bove, in zona desertica. Attivato il cancello sul sentiero di Pietracannone. Ho fatto l'ordinanza per limitare l'accesso al fronte lavico, in quanto praticamente molte persone in questi giorni si sono avventurati senza la necessaria attrezzatura. Al momento la situazione appunto a Milo è abbastanza tranquilla, non c'è alcuna preoccupazione fra la cittadinanza e noi siamo fiduciosi nel fatto che questa colata lavica rimarrà solo confinata appunto all'interno della Valle del Bove e non interesserà i nostri centri abitati. Operativo l'aeroporto di Catania nonostante l'allerta arancione del Vona. Intanto un escursionista è morto a causa di un infarto lungo il sentiero di Monte Gemellaro. Giunti a Valle del Bivacco in elisoccorso, i sanitari, dopo aver raggiunto l'area in cui si trovava l'uomo, hanno avviato le manovre di rianimazione ma senza esito. Adesso una breve pausa, poi parleremo di saldi invernali ma anche dei siti archeologici più visitati in Sicilia. A tra poco. Sono partiti i saldi in Sicilia, ma la propensione alla spesa da parte dei consumatori non è altissima. Sentiamo Francesco Aloi. Oggi partono i saldi, quindi è caccia all'affare. Sì, diciamo che siamo già cacciati affari, infatti. Stiamo cercando infatti qualche occasione. Il giorno dei saldi è arrivato, si parte anche in Sicilia. Si approfitta ad acquistare articoli belli, sfiziosi, eleganti, che magari a inizio stagione per il prezzo alto non si acquistavano. Le vie dello shopping sono affollate già di buon mattino. Si guardano le vetrine, poi si entra con la voglia di mettere mano al portafoglio, ma risparmiando. Budget di spesa? No, non ho una budget di spesa, quello che mi piace prendo. In famiglia, considerando io e mia moglie, sempre sulle 400, 350, insomma. È di 270 euro la spesa media per i siciliani. Tra i prodotti che dovrebbero essere più acquistati, sul podio ci sono abbigliamento, calzature e accessori. Se il buongiorno si vede dal mattino, le aspettative sono più che buone e gli acquisti online non spaventano i commercianti. Si sta iniziando a vedere un po' di movimento in più, chiaramente con i saldi, perché la gente ne approfitta e speriamo bene. Comunque, prima di ogni acquisto bisogna fare attenzione. Fondamentale è non fatevi ingolosire dal saldo del 70-80%. No, possono essere fondi di magazzino. In buona sostanza un saldo è attorno, un buon saldo, 40-50%. E adesso la classifica dei siti archeologici più visitati in Sicilia, che premia Taormina e il suo teatro antico. Al secondo posto la Valle dei Templi di Agrigento, capitale della cultura 2025, ma ci sono luci e ombre sulla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Francesco Triolo. Oltre 1.174.000 presenze da gennaio a novembre 2025, un trend che non si è fermato nemmeno a dicembre. È il numero dei visitatori del Parco Archeologico di Taormina Naxos, che include anche il Teatro Antico di Taormina, il sito culturale e archeologico più visitato della Sicilia. Supera anche quello della Valle dei Templi di Agrigento, che raggiunge 1.070.000 presenze, un trend che conferma gli ultimi 10 anni e che nel 2025 aveva anche il Turbo di Agrigento, capitale della cultura. Taormina e Agrigento comandano quindi anche la classifica degli incassi: 10.830.000 euro Taormina, 9.285.000 euro la Valle dei Templi. Al terzo posto il Teatro Greco del Temenite a Siracusa, 590.000 presenze, quindi il Parco Archeologico di Morgantina con 313.000, Selinunte, Segesta e il Salinas di Palermo con 290.000 seguono a ruota. In Sicilia sono 14 parchi archeologici, tutti autonomi, che possono utilizzare i propri incassi per la promozione e anche per gli adeguamenti infrastrutturali. In coda ci sono i piccoli musei che registrano maggiori difficoltà legate anche ai collegamenti stradali. È il caso per esempio di Gela e Camarina o il Museo di Aidone, che in 10 anni è passato da un incasso di 50.000 euro a 29.000 euro nel 2025. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Eccoci al calcio. Il Catania domani sarà in campo a Foggia per la prima partita del 2026. I rossazzurri sono in testa alla classifica. Bruzzaniti, che ieri ha firmato il contratto, è partito con la squadra. Marco Carli. La bandiera di Catania è dietro il pullman con la squadra, all'aeroporto alla vigilia della prima trasferta del 2026 che sarà allo Zaccheria di Foggia. Si cerca di partire al meglio anche nel girone di ritorno dopo aver chiuso in testa l'andata insieme al Benevento, fra le grandi avversari di questo campionato che il Catania vuole vincere, contando anche sulle armi in più. Una è il nuovo arrivato Bruzzaniti, anche lui sul volo che ha portato i rossazzurri in Puglia. Non si è allenato con i compagni ed è da valutare a livello fisico. Per il resto, out Allegretto per un piccolo affaticamento, in difesa giocherà Pieraccini, a centrocampo pronti alla conferma Quaini e Di Tacchio, D'Ausilio sarebbe favorito per giocare con Jimenez alle spalle di Forte. Qualche ballottaggio e tante certezze per Toscano, quelle emerse dopo un intero girone. Il nostro obiettivo è iniziare come abbiamo finito. Lo vogliamo fortemente perché sappiamo che partire forti dopo questa settimana di sosta è la cosa più importante. È una partita che bisogna prendere con le pinze. Hanno cambiato allenatore, nelle ultime gare hanno dimostrato di aver trovato un'identità ben precisa, una squadra che è molto dinamica. Domenica diretta in esclusiva in chiaro su Telecolor a partire dalle 11.30, poi la telecronaca del match dalle 12.30 a fine gara. Come sempre, le interviste ai protagonisti. Non è un momento semplice per le altre due squadre siciliane di Serie C. Siracusa e Trapani devono fare i conti con diversi problemi extracampo. Intanto domani affrontano entrambe in casa avversari tosti come la Salernitana e Casarano. Sentiamo Francesco Triolo. Due partite molto diverse tra loro, quelle di domani, ma che alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia per Siracusa e Trapani possono dare l'idea di quello che potrà essere il cammino futuro, a cominciare dal Siracusa che ospita la Salernitana, terza in classifica e con la voglia di partire col piede giusto per recuperare le distanze da Catania e Benevento. Il Siracusa che troverà la squadra di Peppe Raffaele una squadra ed un ambiente intontiti dagli ultimi avvenimenti. Prima il deferimento per il mancato pagamento scorso 16 dicembre di stipendi, contributi INPS e IRPEF che porterà ad una penalizzazione probabilmente tra i 4 e i 6 punti. In più c'è poi il rischio di perdere altri pezzi pregiati. Turati contro Salernitana ad esempio non avrà già Guadagni, andato al Picerno, da decidere il futuro di Ba che non vuole più rimanere e la possibilità che la lista dei partenti sia lunga è davvero alta. Non è che il Trapani se la passi meglio, al provinciale arriverà il Casarano e sulla carta c'è la possibilità di accorciare sulla zona playoff, ma la situazione del club Granata così come di quello di basket non fa certo dormire sonni tranquilli. L'apertura del mercato è stato per il Trapani l'occasione per cedere. Carriero è andato alla Salernitana, Ciotti del Cosenza e Negro allo stesso Casarano avversario domani pomeriggio, tutti trasferimenti a titolo definitivo. Insomma, sembra una diaspora quella iniziata sia a Trapani che a Siracusa. Ed è ufficiale il nuovo deferimento per il Trapani. Alla società del presidente Antonino sono contestate violazioni amministrative. In una nota la società chiarisce che si tratta della riproposizione di quello relativo al mese di ottobre 2025, già oggetto di difesa innanzi al Tribunale Federale Nazionale, con l'unica esclusione della posizione INPS. Adesso parliamo di basket. La Trapani Shark non si presenterà domani a Bologna per affrontare la Virtus, respinta la richiesta della società di rinviare la gara. In arrivo ci sono altre sanzioni. Franco Cammarasana. La Trapani Shark non scenderà domani sul parquet per affrontare la Virtus Bologna. La Lega di Serie A ha infatti respinto la richiesta della società siciliana di rinviare a data da destinarsi la gara di Bologna, stante l'attuale difficoltà causata dal numero ridotto di giocatori a disposizione. Oltre alle partenze di Allen e Alibegovic, infatti, ieri si sono aggiunte anche quelle di Fordo e di Eboa. In partenza sarebbero anche Petruccelli e Rossato. Non andando a Bologna, la società andrà incontro a un'altra sanzione di 50.000 euro e a un ulteriore punto di penalizzazione oltre agli 8 già subiti. Mercoledì il Tribunale Federale dovrebbe intanto esprimersi su un altro deferimento relativo ad altre irregolarità a carico della società del presidente Antonini. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.
Il